Ok Italia, allora qua a sinistra c'è il centro storico dove andiamo noi, però a destra diceva Vitozza, la città perduta, forse era interessante anche quello. Vabbè dai, in ogni caso siccome mi sembra che ci sarà molto vento, eventualmente farò tutte le scenette con la musichetta. Beh, l'Italia è una figata pazzesca. Questo è il tornantino dove Singan ha fatto manovra. Beh, anche gli altri, anche la Claudia col furgone, che bello, perché l'ho visto tardi, diciamo. Esatto, come dice Francesco, puoi avere, cioè, prendere la larga quel che vuoi, ma col camper non ce la fai, devi per forza fare manovra. Infatti anch'io non riesco a girarmi a U qua. Il primo giorno l'ho preso io, no? E dopo si è impossessata, non me la molla più. La macchina fotografica no, gli fa: stai fotografando? E lei: ah, ammazza. Comunque ragazzo, spettacolo. Oh, bello, bello, visto? Guarda. Sì, io sono molto più concentrato a far foto, perché no dai, a fare le foto, non a fare un cazzo. Guarda che roba, guarda. Ale, magnifico, guarda quel... Stupendo. Cos'è, un fico? Sì, guarda, quello là no, è anche anziano. Guarda che roba. Stupendo. Notare tutto. Bello, 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 bello. Guarda, qui sei. E tutto in mezzo a queste colline toscane, vedi? Non so se vedi che la GoPro sta silhouettando un pochino. Bellissimo. Adesso stiamo andando dentro a quella parte di borgo antichissima che hai visto prima, ok? Noi prima fotografavamo da là, ok? E adesso ci spostiamo di qua. Guarda che bello, potevi anche scendere, andare anche di qua. Va bene, dai. Andiamo a sbrindolare per di qua. Ah, allora non guardare il cartello. Allora, come puoi vedere, no, non hai visto il cartello, stiamo vedendo un antico acquedotto mediceo del secolo XVI, XVI secolo. No, non ho letto il cartello. Comunque Marilena, dicevamo, bisogna trovare l'autoctono anziano tipico che ci racconti la storia del Sommarello. Another person left a suicide note. Qua c'è una poesia di Nerio Persi e un'altra di Italo Funghi. Probabilmente erano dei poeti di Pitigliano. Infatti c'era scritto Pitigliano 30 aprile 2006. A noi posteri e figli di villani il dovere di erigere un monumento dove l'uomo e il somaro esprimono il lavoro, la fatica, la sofferenza, la speranza di una vita migliore e che oggi è diventata certezza. Couldn't find another lover. Hope. Working full time on the minimum wage can cover all that needs to be. And drowning in the weight of everything. Eccoci qua ragazzi, e questo sempre all'interno di Pitigliano è il museo civico archeologico della civiltà etrusca. Tu mi dirai, ma gli etruschi non puoi stare a casa sua? Oh. Era casa sua, Yuri. Era a casa sua? Qua in Toscana gli etruschi? Sì. Ah sì? Quindi non sei Toscana, sei Etrusconia? Etrusconia. Ah. E dopo si arriva ai toscani? Dopo si arriva ai toscani. No, Ah. prima arriva ai romani, dopo si arriva ai toscani. Quindi anche altri romani e toscani, ste casa vostra? Everything and love. Ah, guarda qua, cose da vedere. Cosa c'è qua? So, un buco. Allora, Piazza San Gregorio, mi sa che l'abbiamo vista, quello con l'arcata. Piazza della Repubblica l'abbiamo vista, quell'altra arcata lì. Via Zuccarelli, ingresso alla sinagoga, non lo so, ci manca. Porta per Sovana e mura etrusche, dovrebbe essere questa che abbiamo appena fatto. Hanno usato un fonte che non si legge niente. Aldo Brandeschi, San Rocco e Santa Maria. Che bello, qua c'è tutta la mappa della city. It's soaked in shadows of doubt. With blood, persuading the only way out. Vedi, queste tombe della morte etrusche mi ricordano
l'acropoli, necropoli di Populonia che avevo visto, però sempre in Toscana, però in provincia di Livorno, si era Piombino, e lì non c'ero stato in camper, quindi non c'è stata la puntina. Trovi però, mi pare, la puntina nel sito, quello sì, con delle splendide fotografie. Grazie, molto gentile. No, belle fotografie, Singano, grazie, molto gentile. Vabbè, se dopo proprio uno vuole fare il pignolo come la Jacqueline, era una cantina di vino, ma vuoi mettere le tombe della morte etrusche, cioè più bello. Fine del mondo. Ah, ecco qua, Pitigliano, il tufo e l'uomo, che difatti io dicevo alla Alessia, ma cos'è, una specie di tofu? Invece no, mi spiegava che è una specie di roccia, hai capito? È un materiale con cui costruivano le cose. Quante robette che ti impari su sto canale, è una roba incredibile. Ah, eccola qua, e qua c'hai le foto di Pitigliano come era una volta, ma ti devo dire, a parte sti ragazzini che adesso saranno magari i vecchiotti che c'erano nel paese, ma è rimasta tale e quale, è bellissima, stupenda. Sì, guarda, fantastico, bello sto ponte. Vediamo dopo se riusciamo a vedere anche quel ponticello lì. Eccolo. Baby, oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontina del mondo. Vai sigari! Crazy baby. Oh, yeah.